Buongiorno a tutti. Sono le 10:17 di questo giovedì 21 ottobre 2021. Buongiorno, benvenuti a questa nuova live targata Reni J. Questa volta Reni J, vedete che mi fa ombra il cappellino perché non ho più la luce davanti, mi sto attrezzando per rimetterla. Ok. Quest'oggi dobbiamo fare un doppio unboxing di questo pacco che vedete qui con i cellulari poggiati sopra, va bene? E un altro pacco che sta sotto a questo vinile qua. Ok? Prima di fare questi unboxing, diciamo anche che vedremo anche il mio acquisto che sta qui sotto, effettuato a Toissimi, la fiera del gioco che si è tenuta al Palacavicchi e che si terrà di nuovo a breve, a dicembre mi sembra, e poi vedremo in funzione, grazie anche a un altro cellulare che utilizzerò come webcam, questo qui lo utilizzerò apposta, questi due lettori CD che ho ritrovato riordinando i box. Questo di sopra già l'avrete visto in una mia live precedente, vi ho fatto vedere perché sopra vedete è marrone, si vede anche dalla webcam che lo riprende, poi ve lo farò vedere anche magari meglio da vicino, perché sopra ci ho messo un biadesivo marrone che si era rigato. Questo qui era quello che io mi portavo alle feste nell'ultimo periodo, quando facevo l'ultimo feste, perché all'inizio io mi portavo un lettore CD della Philips, da battaglia, diciamo, mi sa proprio il primo che venne prodotto dalla Philips, aveva un display, ce l'ho giù, purtroppo non funziona più, un display con soltanto scritto il numero di traccia, non c'era neanche il timer, il tempo, niente, solo il numero di traccia che tu stavi ascoltando, ed è stato il primo lettore CD. Quello lo ebbe mio padre perché fece una buona vendita, mio padre era rappresentante di ricambi auto, e me lo prestava quando dovevo andare a fare le serate, e all'epoca ovviamente, come vi ho già detto, i CD erano molto limitati, erano pochi, ok? Mentre invece io mi portavo dietro tanti vinili. Allora, detto questo, io mi addentrerei subito ad aprire questo pacco grande, ok? Allora, sempre con il fedele coltellino rosso, ci addentriamo ad aprire immediatamente questo pacco gigantesco. Tra l'altro questo pacco, ve lo dico subito, è un acquisto che io ho fatto a giugno. Voi come sapete io aspetto per fare le dirette unboxing, non ho avuto tempo fino ad adesso, e adesso stiamo procedendo all'apertura. E un'altra cosa che vi dico è che io non ricordo assolutamente che cosa comprai all'epoca. Boh. Allora, vediamo un po'. Qui c'è, ok, abbiamo aperto. Chiudere. Tra l'altro è scaduto pure il tempo di resa. Qui mezzo attaccato, mezzo scollato. Oh. E allora questo deve riguardare anche là, hai capito? Ottimo. Riguarda anche quell'altro disco lì. Allora possiamo fare tutto un discorso più ampio. Qua che dice? Sì. Perfetto. Allora, prima di sballare questo e di sballare quello, allora, che sono collegati, andiamo a vedere un po', parliamo un po' di vinili, ma soprattutto di vinili di questo tizio qui. Questo lo riconoscete tutti, Eros Ramazzotti, che ha fatto una marea di album. Ecco, questo è Eros Ramazzotti proprio, ce n'ho tanti su vinile, questo è Eros 9. Tra l'altro Eros 9 sta per uscire anche su vinile, comprerò anche quello. Poi magari, se c'è un attimo di tempo, vi faccio vedere anche il mondo del vinile. Vi invito ad andare sul mio
sulla mia pagina Facebook www.facebook.com/il mondo del vinile, dove io lì ho già pubblicato diversi vinili di Ramazzotti che stanno uscendo adesso a breve. Ok, io adesso diciamo sul CD, ecco, vi faccio vedere, ecco, questo per esempio, vabbè, tutte storie, questo in certi momenti, in ogni senso, cuori agitati. Ecco, per esempio, uno che mi piacerebbe avere su vinile, che all'epoca l'ho presi solo su CD, perché all'epoca faceva più figo il CD, è proprio questo: Eros in Concert, doppio CD, Eros in Concert. Questi sono due CD, uno più bello dell'altro, Eros in Concert. Ok, mi sono perso, questo c'aveva il cofanetto che li conteneva, me lo sono perso, vabbè. Qui dentro c'è musica, io ho anche il picture disc di questo album, in certi momenti, va bene. Andiamo a vedere i vinili, eccoli qua, cuori agitati, ok, faccio qua, ecco qua, nuovi eroi, guardate come è tenuto nuovi eroi, ti è imballato, nuovo, ti è nuovi eroi, in certi momenti e in ogni senso. Allora, prima di sballare questo, allora sballiamo quest'altro. Allora, questo intanto è Dove c'è musica. Tra l'altro questo è Dove c'è musica ed è la versione del 2016, la ristampa che venne fatta, cioè la stampa che venne fatta nel 2016. Ok? Allora, e qua in teoria sì. Allora, apertura facilitata di Amazon, tiriamo via questo e guardate cosa esce da qui. Lo stesso identico vinile, questa però per il 25esimo, vedete? Eros 21, 25esimo è, quindi questa è la Remastered Edition, 2 vinili, 180 grammi blu, con il poster del World Tour del 1996, tutto scritto qui, guarda qua, non è che viene meglio, no? 25esimo anniversario, vedete, poster World Tour, non si legge proprio tutto, e questo quindi è un doppio vinile colorato in edizione blu. Questo è Dove c'è musica di Eros Ramazzotti. Questo era un bellissimo album, dentro c'è Stella Gemella, Più bella cosa, l'Aurora, dedicato alla figlia, l'Aurora, Lettera al futuro, Io amerò, Questo immenso show, Quasi amore, Io sentì, Lei però, L'uragano Mary e Buona vita. Io questo ovviamente mi è piaciuto talmente tanto che eccolo qua. C'è anche su CD, come vi ho fatto vedere prima, questo CD preso all'epoca, preso all'epoca. Quindi abbiamo visto, eccole, le due versioni Eros Ramazzotti, la versione del 2016, la versione del 2021. Ok? Stesso, identico, però questi non sono colorati, questi mi pare che sono neri e questi sono colorati blu. Tra l'altro eccoli, paragonati, eccoli qua. C'ho il riflesso, ecco, da così non si vede più il riflesso, vedete? Eccoli qua, come ve li posso mettere così. Sembrano identici, ma identici non sono. Tra l'altro questo del 2021 è stato completamente rimasterizzato un'altra volta
Allora, vediamo dietro, sempre DDD, Sony Music Entertainment, ma qui dice 2021 e qui dice 2016, ok? Dietro mi sembra, però ovviamente la stampa è completamente diversa, ragazzi, eh. Da una parte è più scura, come vedete, guardate il cielo, da una parte è più scura e da una parte è più chiara, vedete? Dove c'è musica da una parte si legge meglio, dall'altra è stata rivista pure la copertina, vedete? Qui c'è, è completamente diverso perché qui è tutto diviso lato A, lato B, lato C e lato D, vedete? Qua invece è proprio come uscì il vinile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Quindi la copertina è stata completamente ridisegnata, almeno da questo lato. Da quest'altro lato non mi sembra. Da quest'altro lato è ovviamente come stampa. eh, diciamo che questa del 2016 è messa più a fuoco, quindi è stampata meglio questa. Questa, la scritta dove c'è musica è molto molto più a fuoco di questa. E tutta l'immagine, diciamo, risulta, risulta migliore quella del 2016. Guardate pure la scritta, guardate, ve le metto una vicino all'altra, Eros Ramazzotti. Quella del 2021 risulta grigia, quell'altra è bianca, ok? D'altronde, se andiamo a vedere sul CD è una bella lotta, perché sembra pure qua che sia grigia, quindi è più fedele quella nuova, vedete? No, vediamo di qua, no, su questa non riesce. Questo è il CD, è il volumetto del CD originale degli anni 90. Comunque sono due stampe. Io poi sapete, alcuni autori li colleziono come Vasco, e quindi diciamo quello che esce di Vasco a breve uscirà. Se ci abbiamo tempo vi faccio vedere sul mondo del vinile appunto diciamo, il nuovo disco di Vasco che sta uscendo, lo trovate anche lì. E allora, e poi c'è rimasto di aprire questo, che tra l'altro questo c'ha sia l'adesivo ovviamente qui, e poi questo è l'adesivo, ce ne hanno messo un altro qua. Vabbè. Allora, 3, 2, 1, tiriamo via questo e andiamo a vedere qui. Allora, è bellissimo pure questo. Vita ce n'è, anche questo doppio LP, bellissimo, bello pesante. Questi sono due LP da 180 grammi, che pesa. Per il resto tutto bene, vita ce n'è, vale per sempre con Alessia Cara. Siamo in primo piano, ti dichiaro amore. Per le strade una canzone, una vita nuova, ho bisogno di te, due volontà, nati per amare, dall'altra parte dell'infinito, buon amore, avanti così, per il resto tutto bene. Ok, e questo è Vita ce n'è, sempre di Eros Ramazzotti. Vita ce n'è. Quindi come vedete io continuo imperterrito a collezionare vinili del grandissimo, questo lo tiriamo qua, ok, cominciamo a fare un po' di spazio, questa la tiriamo là, ok, questi li possiamo mettere qui, questi li poggiamo qui sopra, e adesso vediamo quello che ho preso a Toissimi. Ho preso dei vinili usati, guardate un po', io continuo a essere appassionato di sigle di cartoni animati e telefilm sempre anni 80, quindi a Toissimi mi sono preso questi. Io già ho tutti i CD di Balliamo di Licia e via, un attimo solo, guardate, tutto live,
e non avevo preparato questa cosa da farvi vedere. Allora, 1, 2, eccolo, allora, tac, arriva Cristina Story, Licia e i Beehive Story, due cofanetti su CD. Ok, bellissimi questi cofanetti. Tra l'altro mi pare che sono diventati introvabili anche questi cofanetti. Ok, e quindi che mi sono preso? Mi sono preso Balliamo e cantiamo con Licia, che mi mancava, adesso ce l'ho. Poi mi sono preso Kiss Me Licia e Beehive, la colonna sonora del cartone animato, che tra l'altro per riempire un vinile, non lo so perché non l'hanno fatto anche con Crimi. Crimi ancora è latitante il 33 giri della colonna sonora del cartone animato, l'incantevole Crimi. Questa invece ci hanno messo ovviamente Kiss Me Licia, Freeway, Fire strumentale, Lonely Boy, Baby I Love You strumentale, Andrea Giuliano, poi Freeway strumentale, Let Me Feel, Baby I Love You, Fire, Kiss Me Licia strumentale e il mio gatto Giuliano. Quindi abbiamo ben 1, 2, 3, 4 versioni strumentali su un LP. Quindi praticamente metà LP sono versioni strumentali su cui eventualmente fare un karaoke, non lo so perché all'epoca il karaoke quasi era appena nato, se già era nato, ma non mi ricordo se c'era già il karaoke. Guardate, poi condizioni perfette. E poi ovviamente io sto mirando a finire la collezione dei Fivelandia. L'1 e il 2 già ce l'ho sul vinile, su CD ce l'ho tutti i Fivelandia, mi mancavano appunto sul vinile, devo vedere, non mi ricordavo se avevo anche il 5, ma vedremo, devo mettere un po' d'ordine in mezzo a tutti i miei vinili. Ecco, questo è il Fivelandia 3 che è bellissimo perché dentro c'è Che bello essere un puffo, Evelyn e la magia di un sogno d'amore, le avventure della dolce Katy, lo strano mondo di Minù, Lasca le mie amiche Orsette, nuovi amici a ciao ciao. Al lato B c'era Kiss Me Licia, come quell'altra, Occhi di gatto, l'incantevole Crimi, già solo questi due sono un colpaccio. Arrivano gli Snorchi, il grande sogno di Maya e Mr. T. Vedete? E questo è il Fivelandia 3 che mi mancava. Adesso ho l'1, il 2, anche il 3. Mi sembra che mi manca il 5, ma non mi ricordo a memoria, quindi devo, perché su CD ce l'ho e allora poi faccio confusione. Allora, detto questo, mi volevo attrezzare per farvi vedere accesi quei due lettori CD. Vediamo un po' se riesco a far funzionare questo cellulare. Mi serve, questo è il vecchio cellulare di mia figlia, ma mi serve un'app che avevo installato, che non la vedo più, utili di qua dentro, no. Allora, che non li so usare io sti cellulari, nessuna app installata, no, così viene Google, così un cacchio, qui c'è Twitch, ah ecco, aspetta, è arrivato, ecco la app, vediamo se io gli faccio avvio del server, ok, e vediamo. Ok, vediamo se riesco, un attimo che sto provando se funziona. 130 video, niente, non riceve, strano. HTTP 8080 video 19168, strano che non funziona perché dovrebbe funzionare, un attimo solo che è tutto live,
questo me lo prende. Allora, proprietà, CTRL V, niente, sembra come se non stesse trasmettendo. Un attimo solo, poi se non ci riesco fa niente, ve li faccio vedere da qui. 9, 2, 1, 6, 8. Eppure funziona. Eccoci qua, sì, funziona la webcam. Vediamo, è OBS che c'ha problemi, un attimo, forse vuole l'HTTPS. Oh, mo sì. Ovviamente è un po' scuro perché non c'ho tanta luce, ma io posso abilitare il flash. Allora, innanzitutto vi faccio la transizione così vedete pure voi quello che sto vedendo io. Allora, abilitiamo il flash. Allora, vediamo questo. Allora, LED flash, ok, e adesso vediamo. Si è bloccato però, no. Allora, eccoci qua. Questi sono, li ho collegati solo alla corrente, Ovviamente va un po' a scatti la storia perché il cellulare pure è molto vecchio cellulare di mia figlia. Ah, vedete sopra come vi avevo detto è tutto, sembra tutto legno. Questo è un biadesivo che ci ho messo io sopra. Allora andiamoli ad accendere. Eccoli qua. Guardate che spettacolo, Vedete? Poi sono tutti e due pieni di pulsanti qui per andare a impostare diverse cose. Proviamo a metterci dentro, apriamo, ci mettiamo dove c'è musica, guarda caso, ok? Dove c'è musica, chiudiamo, lo legge e dice 12 tracce, 57 minuti e 15. Ok, il bello di questo è che lui aveva anche la possibilità di andare a registrare sulle cassette, ok? Quindi uno bastava che andava a programmare la durata della cassetta per poi andare a registrare. Quindi edit time, qui gli dicevi che ne so, c'ho una cassetta da 46 minuti per lato, 4, 6, 0, 0, 1, 0, 4, 6, 1, 1. Lui si andava a leggere e ti diceva lato A e lato B quanto dovevano durare. Strano che il fuoco messo a fuoco non riesce a mettere a fuoco. Vedete, si sono accese tutte delle cose rosse che lampeggiano e questo dice lato A, lato B, quali sono le canzoni per poter sfruttare al meglio i due lati della cassetta. Andiamo a vedere questo sotto se funziona. Queste sono cose che avevano questi lettori CD di una volta. Andiamo a vedere. Anche questo c'ha il fader per fare la sfumatura. Ecco, esatto, questo sotto funziona perfettamente, come vedete. Questo quando uno premeva fate, lui fa la sfumatura in uscita. Poi se lo premi un'altra volta fa la sfumatura in entrata. Guardate che erano questi lettori, hanno fatto la storia, ragazzi, Allora, io direi che questa ripresa è venuta proprio male perché purtroppo il cellulare forse è impostato
è impostato male, forse proprio il software è impostato male. Io devo vedere modalità messa a fuoco automatico, no, ok, vediamo un po' se adesso migliora la storia. Allora andiamo a vedere, forse sì, eh sì, è un altro pianeta così. Lì c'è il no disk. Vediamo un po' di mettere anche un disco qui sopra, tanto ce l'abbiamo, e ci mettiamo, eccolo qua, in certi momenti, ok, messo in certi momenti. Andiamo a vedere i display. In certi momenti non lo legge, vediamo se quello sotto lo legge, non può darsi che sia rovinato, questi CD sono una vita che non li uso. Questo l'ho letto subito, vabbè, quello sotto l'ho letto, ok. Allora rifacciamo la stessa cosa, edit, diciamo che abbiamo una cassetta da 30 minuti, ma la 0 non vedo perché, era 10, 30 minuti per lato, quindi sul lato A metterà la 1, 2, 3, 4, 5 e la 7. Allora aspetta, abbiamo detto 30 minuti, bisogna levare prima queste programmazioni. Comunque pure lui c'ha il fader, poi non mi ricordo bene come si utilizzavano, però c'avevano veramente dentro un processore spettacolare questi due. Allora vediamo questo, se premo play, questo funziona, play, parte subito. E questo invece, se io voglio fare così, per eliminare questa programmazione, non mi ricordo come si fa. Comunque metti, ecco, si è eliminata la programmazione, pure questo funziona. Vedete? Stanno tutte e due in play. Spettacolo, questi poi li metterò dentro la Reni Caverna e ci ascolteremo un bel po' di CD. Ok? Guardate che belli che erano anche i CD di Eros e Ramazzotti. Scusate che il cellulare ha un'inquadratura diversa perché il software che utilizzo per fare lo streaming inquadra diversamente. Ok, quindi ritorniamo con la visuale di prima. Ok, allora come vedete le mie dirette sono tutte praticamente improvvisate, sono tutte fatte sul momento. Io, come vi ho detto, organizzo qualcosa su questo tavolino e poi ne parliamo, ok, ne parliamo insieme e vediamo, diciamo, gli argomenti che possono essere di pubblico interesse. Allora, vi ho detto che vi volevo far vedere, allora, far vedere il mondo del vinile. Eccoci qua. Allora, il mondo del vinile, le prossime uscite che già ho pubblicato sul sito. Sto aprendo un attimino, vediamo se c'è ancora qui la scena che avevo fatto. Sì, allora, transizione, eccoci qua. Allora, questo è il mondo del vinile, d'accordo? Aspetto un attimino, c'è un ritardo veramente enorme della diretta, ovviamente passa per Restream, poi passa per i vari server, quindi allora ecco, questo ve lo consiglio, questo è un preordine bellissimo vinile, questo è Zucchero Discover WLP in preordine, costa 30,66 € con la prenotazione al prezzo minimo garantito, uscirà a fine novembre, quindi il 19 novembre, quindi dopo la seconda metà di novembre,
è un disco, diciamo, per tutti gli appassionati del genere e del cantante. Zucchero, blues, Oroncense e birra, ne ha fatte tantissimi, uno più bello dell'altro. Ultimamente ho preso in acustico di Zucchero, tutti molto 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 belli, quindi veramente consigliato questo vinile. Quindi andate sul il mondo del vinile, facebook.com/il mondo del vinile, e acquistate questo Discover. Ovviamente non deve mancare neanche l'edizione limitata, numerata ed autografata in esclusiva Amazon di questo disco di Piero Pelù. Questo è In Faccia di Piero Pelù, tra l'altro un vinile colorato, sembra grigio ma non è grigio, diciamo è un colore che ricorda un misto tra il metallico e il grigio, diciamo, ok? Quindi questo uscirà il 5 novembre, quindi sempre il mese prossimo, al prezzo di 28 euro, ok? Quindi Piero Pelù, In Faccia, il vinile, edizione limitata, numerata e autografata. Secondo me questi già sono finite le copie in vendita, quindi pure questo va acquistato di Piero Pelù. Poi vabbè, ho messo anche quest'altro di Mia Martini, ho messo quest'altro di Caterina Caselli. Questo è diciamo una bella offerta perché sono 3 LP, 2 CD e un 45 giri, quindi in tutto praticamente sono 3 vinili neri, un 45 giri e 2 CD. Quindi pensate che bundle, questa è un'ottima idea regalo come cofanetto. Ok, questo è un altro, questo è The Sheeran, vinile colorato rosso, il disco come vedete si intitola Uguale, il segno di uguale. Ok, poi ho messo Paolo Conte ed ecco Eros 9, anche questo è da avere assolutamente, assolutamente da avere, questo vinile doppio, vinile colorato giallo, tra l'altro è un giallo un po' trasparente, bellissimo questo disco, Eros 9, 28,72 per un doppio vinile giallo, rimasterizzato a 192 kHz, quindi il vinile non è da 180 grammi, però è un 140, quindi sempre un vinile un po' pesantino, non è pesante come i 180 grammi che abbiamo visto. La cosa migliore che ha un disco da 180 grammi è sulla durata, quindi potete ascoltarlo più volte perché è meno soggetto al consumo del vinile normale, si stabilizza meglio sul giradischi, e ha tutte quelle caratteristiche migliori che abbiamo acquisito con gli anni nel fare i vinili, ok? Poi c'è quest'altro sempre di Franco Battiato, pure questo da avere, ti danno il disco e il CD per il 25esimo anniversario, si chiama L'Imboscata di Franco Battiato, bellissimo, anche questo esce a fine di questo mese, però il 29 ottobre, quindi andate sul mondo del vinile e andatevi a vedere anche questo bellissimo vinile colorato arancione, quasi lo stesso arancione del CD, e vi danno il CD e il vinile a 36,40 €, ok? Data di uscita 29 ottobre. Poi c'è un'ulteriore uscita di Così com'è degli articolo 31, ok? Questa è la Legacy Edition, anche in questo caso è doppio vinile nero con il CD associato, ok? Quindi due vinili e un CD, 36,04, prenotazione al prezzo minimo garantito. Se da adesso al 12 novembre Amazon fa qualche offerta, che ne so, 2 euro di meno, 5 euro di meno, voi lo andrete a pagare non 36, ma mettiamo che c'è lo sconto di 5 euro, lo pagherete 31, ok? Quindi attenzione, quando c'è la scritta prenotazione al prezzo minimo garantito, è una garanzia di prenderlo senza che uno sta dietro a vedere su Amazon quando cala di prezzo. Uno fa l'acquisto e Amazon, a parte che si prenderà i soldi solo nel momento della spedizione del bene, ok? Qualsiasi esso sia, se è un vinile, se è un gadget, se è una qualunque cosa, voi andate in preordine, c'è scritto prenotazione al prezzo minimo garantito, Amazon vi garantisce che se fate le offerte da quando voi l'avete acquistato a quando viene spedito, voi lo pagherete il prezzo dell'offerta, ok? E non il prezzo
a cui avete quando avete fatto l'ordine, ok? Ed ecco un altro bellissimo disco sempre di Eros Ramazzotti. Questo è stile libero, doppio vinile blu, bellissimo, quindi 29 ottobre, quindi fine di questo mese, 28,70 euro, in relazione al prezzo minimo garantito. Anche questo è un doppio vinile da 140 grammi, rimasterizzato a 192 kHz, quindi è un ottimo doppio vinile per gli amanti di Eros Ramazzotti. Poi c'è Io sono un cane, triplo vinile, si chiama Ira, l'LP, è un triplo vinile colorato bianco. Ed ecco un altro bellissimo disco di Eros Ramazzotti, sempre 192 kHz, 140 grammi. Questo è un grigio è Tutte storie di Eros Ramazzotti, anche questo bellissimo vinile da avere, ok? Quindi Tutte storie, vinile colorato di Eros Ramazzotti, rimasterizzato a 192 kHz e inciso su un vinile a 140 grammi, uscirà il 29 ottobre, costa 28,70 € più o meno. Ovviamente anche qui prenotazione al prezzo minimo garantito. Andiamo avanti, c'è pure Heedless con Crawler, vinile verde, questo uscirà il 12 novembre. Come vedete io pubblico anche parecchi, ultimamente mi sto dedicando quasi solamente alle nuove uscite, quelli che devono ancora uscire, ok? Questo è Ghostbusters 2, la colonna sonora del film, come vedete su un Marbled vinyl. Marbled sono tutti quei vinili che non sono tutti un fondo, tutti di un colore, ma hanno delle chiazze, delle macchie, come in questo caso un'esplosione di viola su un vinile grigio. Bellissimo anche questo da avere, una bellissima colonna sonora. Ok, poi andando avanti, vabbè, vi lascio a voi Alessandra Moroso, doppio vinile arancione, doppio vinile arancione, bellissimo anche questo, Tutto accade. Quindi questo è sempre, vabbè, questo dovrebbe, no, esce domani, uscirà domani, 31,99 €, prenotazione a prezzo minimo garantito. Qui abbiamo ripetuto Ghostbuster, non lo so come mai. Comunque c'è pure Umberto Tozzi, doppio vinile colorato, questo è bianco, però è un bianco grigiastro, diciamo, non è un bianco chiaro, un bianco carta di foglia A4, no, è un bianco un po' più sul grigio chiaro, diciamo. Bellissimo anche questo doppio vinile 180 grammi, e questo uscirà il 25 ottobre, quindi la settimana prossima, 26,90 per The Best of Umberto Tozzi, quindi solo il meglio di Umberto Tozzi, doppio vinile 12 pollici, ok? Vabbè, gli altri cioè, c'è solo di Ultimo, bellissimo anche questo, Deluxe Edition con il vinile colorato, bello anche questo. Ci sono anche 17 tavole illustrate, questo esce domani al prezzo di 40,64 €, ok? Quindi sono molti i vinili che sono in uscita. C'è Morgan, ecco, per esempio c'è Pino Daniele, questo pure è un bellissimo doppio vinile da 140 grammi blu. Questo è un blu notte che dà sul grigio, bellissimo anche questo doppio vinile, passi d'autore di Pino Daniele, 33 € circa, 33,50, uscirà il 29 ottobre, quindi a fine mese. Questi sono tutti uno più bello dell'altro, è inutile che vada avanti. Ecco, qui c'è Ivano Fossati, doppio vinile arancione 140 grammi, lampo viaggiatore, quindi questo è un altro bellissimo vinile, costa 33 €. Questi li trovate tutti quanti su facebook.com/il mondo del vinile, ok? Guardate, li sfogliate come se stesse in... io quando ero giovane, quando ero ragazzo, andavo alla discoteca laziale, andavo da Curi Music, andavo da Remix, andavo da Magic Sound a Piazza Re di Roma, insomma mi facevo un sacco di giri per andare a sfogliare i dischi. Adesso sfogliamo gli stessi dischi ai mercatini, alle fiere, soprattutto alle fiere del disco, ci divertiamo lo stesso, però per i dischi nuovi, a parte andare alla discoteca laziale
che è ancora in attività, anzi produce anche diversi vinili che si trovano anche su Amazon, c'è scritto produzione discoteca laziale, quindi o andare direttamente lì, oppure c'è un numero che non ci interessa, quindi ignoriamo il telefono che suona. Stavo dicendo, quindi o andare alla discoteca laziale, oppure il mondo del vinile su Facebook, andiamo là e ci sfogliamo tranquillamente tutti i vinili che ci possono piacere. Ok, io ne sto mettendo tanti, ne metterò qualcun altro anche oggi appena finita la diretta mi dedicherò ad inserire altri vinili all'interno di questo gruppo. E ecco, vedete, mi mette a fuoco appena non mi fa più ombra il cappello, mi mette a fuoco la videocamera. Allora, detto questo, io penso che ci possiamo anche salutare. Sono quasi le 11 di questo giovedì 21 ottobre 2021. Abbiamo fatto una diretta per vedere appunto anche le differenze. Leggiamo qua, vediamo questo, tra i due vinili che sono usciti nel 2016 e nel 2021 di Eros Ramazzotti, dove c'è musica in due versioni completamente differenti, anche se dentro i brani sono gli stessi, ma le edizioni sono molto molto diverse. Poi abbiamo visto anche Vita ce n'è di Eros Ramazzotti, che sta facendo uscire nuovamente su vinile tutti quegli album che invece uscirono, come vi ho fatto ben vedere, solo su CD. Questi sono tutti i CD di Eros. Mettiamo anche questi altri, ok, ci mettiamo anche questi altri, questo e questo, ok. Questi sono alcuni, perché gli altri ce l'ho tutti quanti ancora lì dentro. Ho preso quelli che mi è stato più facile prendere. Purtroppo c'ho un po' di problemi a prendere delle cose, perché sto riordinando sia i box, come sapete, che le sale hobby, la soffitta, insomma, quindi vedrete diverse dirette anche non solo di Reni J, ma di Reni Retro e di Reni Toon. Quindi restate sintonizzati, attivate la campanella su YouTube in modo da sapere quando io, Renato De Vita, andrò in diretta. Leggete bene la descrizione, perché così saprete se l'argomento della diretta è di vostro interesse oppure no. Io metterò Reni J quando parlerò di musica, di lettori CD, di cassette, e chi più ne ha più ne metta. Ecco, una cassetta, faccio vedere sempre questa qui, che Music, la colonna sonora di Maison Goku. Questa è una delle tante, di piastre, amplificatori, casse. Parliamo un po' di musica presa a 360 gradi, quindi addirittura un crossover può far parte della musica, i crossover che stanno dentro le casse, ma pure la musica in macchina, gli MP3, i FLAC, i Wave, fa tutto parte della musica. Come si masterizza da MP3 a CD audio, tratteremo tutti questi argomenti e saranno trattati con il nome di Reni J. Quando troverete il nome Reni Retro, a quel punto tratteremo roba di computer, di retro computing, retro gaming, e anche faremo smonteremo vecchi computer, vedremo come funzionavano, se funzionano ancora li accenderemo insieme, vedremo come funzionavano, che sistemi operativi c'erano. Insomma, qui c'ho una cinquantina di PC di cui fare quello che in gergo si chiama il tear down, cioè lo smontaggio, vedere quello che c'è dentro, parlare un po' dei componenti di un PC, come si è arrivati ai componenti di oggi, agli hard disk serialata, agli SSD, le RAM che ci sono oggi, che differenza c'è tra serialata e USB, perché è nata l'USB, quali vantaggi ci ha portato una porta USB, quali vantaggi ci ha portato una porta HDMI, DVI, che sono digitali, perché abbiamo abbandonato la VGA, perché abbiamo abbandonato il video composito. Tutte queste cose le vedremo con Reni Retro.
retro, e ovviamente anche le schede madri che hanno, diciamo, un contatto PCI piuttosto che AGP per le schede video, o ISA addirittura, o andando ancora più retro, microchannel. Vedremo tutte queste cose con Reni Retro. Per quanto riguarda Reni Toon invece tratteremo molto i cartoni animati e i fumetti. Io sono ancora un patito di cartoni animati, partendo da Goldrake, Heidi, Remy, tutti i cartoni animati anni 70, Kimba il Leone Bianco, eccetera, fino ad arrivare alla fine degli anni 90, che possono essere Holly e Benji Forever, Sailor Moon, ma anche Ray Art, Magic Knight Ray Art, un incantesimo di spirito tra le pedali del tempo, insomma il mistero della pietra azzurra. E qui in mezzo a questi due ovviamente ci stanno i vari Grimm, Giorgi, Evelyn, un mare di cartoni animati, anche arrivano i Superboys, l'Uomo Tigre, tutti i vari robot di Gonagai, i robot non di Gonagai, Zambot 3, Titan 3, dentro c'è un mondo, quindi diciamo tutto questo mondo viene racchiuso in Reni Toon. Ok? Questo vi ho spiegato. Come al solito alla fine delle mie dirette, eccomi a fare la pubblicità dei miei siti internet. Allora, a tutti i siti si è aggiunto anche un altro, però lo vedremo la prossima volta perché non è prettamente legato a questa diretta di RNJ. Quindi facciamo velocemente. Allora, legolando.it ci trovate tutto ciò che ha a che fare con i Lego, quindi andatelo a visitare perché è un bellissimo sito dedicato ai Lego. StarWarsStore.it è un sito dedicato ai fan di Star Wars e dentro ci trovate un mondo enorme, tra l'altro anche link a dei video, è pieno di immagini, quindi è un bellissimo sito da visitare, per andare a cercare anche un'idea regalo a un amico che è patito della saga di Star Wars, di tutti i film, di tutti gli spin-off, delle serie animate. Star Wars è un mondo enorme che è stato acquistato dalla Disney e che lo sta ingrandendo ancora di più. Poi ci sta Classe 74, che è il sito principale mio, da cui si può accedere anche agli altri, ma che riguarda prettamente, io ho messo parecchia roba anni 80-90 perché sono gli anni che io ho vissuto più appieno, e poi c'è renijstore.it, che è quello che più riguarda questa diretta, perché dentro renijstore.it ci trovate tutto ciò che ha a che vedere con l'audio, quindi amplificatori, casse, mobili per lo stereo, console per DJ, stand alone e console che richiedono il PC, CDJ, MDJ, sia stand alone che richiedono il PC, sia con lettore CD integrato, sia che leggono solo le pennette multimediali con i file MP3 Wave dentro. Ci troverete un po' di tutto il mondo del vinile anche lì, diviso diciamo per vinili colorati, vinili italiani, vinili stranieri, insomma è un bel sito anche quello, renijstore.it. Ho dedicato anche una parte alle dirette, come fare le dirette, webcam consigliate, microfoni consigliati, tutto ciò che vi serve nel caso che vogliate fare una diretta musicale, anche i vari iRig, le varie interfacce per poter collegare a un PC o a un telefonino una sorgente come un mixer, ok? Quindi a renijstore.it andatelo a vedere per quanto riguarda la musica, ok? Detto questo, vi ringrazio tantissimo di avermi seguito fino a qui e vi do appuntamento alla prossima live. Forse stasera faremo qualcosa, non lo so, se riesco a organizzarmi per stasera per una live di Reni Retro. Vedremo, perché devo andare avanti, devo liberare un po' qui casa, e quindi si rende necessario cominciare a fare anche più dirette in un solo giorno. Detto questo, vi saluto con i titoli di coda. Ci vediamo alla prossima diretta. Attivate la campanella e registratevi sul mio sito. Ciao, grazie per essere stati con me. Ciao ciao ciao.